un giovane studente universitario con la passione per le previsioni del tempo, tanto che ogni giorno sforna il suo bollettino meteo. Borsato. Previsione del tempo su misura con la stazione meteo nel giardino di casa. Pressione atmosferica, umidità, temperatura, intensità del vento, quantità di pioggia caduta. Non sfugge nulla all'apparecchio costruito e testato da Alessandro Marcon, 24enne studente universitario di Rossano Veneto. Una passione per la meteorologia, la sua, nata con esattezza il 13 dicembre 2001. Alle 2 del pomeriggio, ricordo ancora benissimo, arrivò una perturbazione da est e cominciò a nevicare. E io, tutto quanto incuriosito, visto le previsioni di una bella giornata, ho detto: come mai è successo questa cosa? Per darsi una risposta gli è bastato mettere assieme un pluviometro, un anemometro, un pannello solare e un po' di ingegno. Lo schermo solare, che è quello lì bianco fatto come una campana, in pratica sono dei sottovasi delle piante. Io rielaboro tramite un programma tutti questi dati meteo che sono disponibili e li inserisco in un sito internet. Il programma permette anche il confronto con i dati storici da segnare sugli annali la data del 17 settembre. Abbiamo rilevato la giornata più piovosa dal 1935 con i suoi 115 mm. Le medicine alternative